Ufficializza l'ok del PD al Conte bis, delineando il governo giallo-rosso a Roma. Il segretario Dem Zingaretti lancia anche la possibile alleanza con i pentastellati per una corsa contro Lega e Zaia alle regionali 2020. Secca la replica del governatore Zaia: io devo pensare a governare, non mi interessano le strategie degli altri per le regionali, e sul governo ribadisce è il festival dell'incoerenza. Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel giallo della scomparsa di Isabella 90, 2 frammenti di ossa sono stati rinvenuti nel Rodigino, potrebbero appartenere alla donna. Tragico schianto a Jesolo, in sella alla sua Vespa si scontra con un'auto, muore il 48enne Cesare Martellozzo, lo storico gestore del chiosco Mercedes in piazza Mazzini. Allarme droga, 10ª vittima nel Vicentino, 4ª a Vicenza per overdose, salgono a 26 in Veneto i morti per sostanza stupefacente. Provano ad entrare in una villetta ma non riuscendoci, per vendetta picchiano il cane che abbaiava, è accaduto nel Trevigiano, la rabbia dei proprietari. Al via la 76ª edizione della Mostra del Cinema, divi su red carpet per il film d'apertura, ma c'è anche polemica. La presidente della giuria contro la scelta di avere in concorso un film di Roman Polanski, accusato di violenza sessuale in America. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, occhi puntati su Roma, oggi è il giorno decisivo per quanto riguarda una soluzione alla crisi di governo, e mentre arriva l'ok del Partito Democratico ad un Conte bis, delineando quindi un esecutivo giallo-rosso a Roma, il segretario Dem Zingaretti lancia anche una possibile alleanza con i pentastellati per una corsa contro la Lega e contro Zaia alle prossime regionali in programma l'anno prossimo. Prima un sussurro, poi una voce, poi qualcosa di più, una strategia chiara, perché il via libera a sondare la tenuta di un fronte antilega che da Roma arrivi a Palazzo Balbi per le regionali 2020 giunge niente meno che da Nicola Zingaretti in versione ufficiale alla direzione nazionale del Partito Democratico, che alla quasi unanimità ha dato mandato al numero 1 dei Dem di portare avanti l'accordo di governo con i pentastellati e il sì al Conte bis. Davanti abbiamo elezioni difficili in regioni diverse, dice in un passaggio. Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire l'offerta politica più credibile anche sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che comunque andranno verificate e costruite. PD e 5 Stelle alleati anche in Veneto per sconfiggere Zaia, favoritissimo per la seconda riconferma? 2 giorni fa, 20:10, la direzione presa era già stata annunciata e data per buona persino dagli avversari. Potrebbero esserci le basi per un'intesa, diciamo, del mondo delle rappresentanze politiche progressiste per andare in maniera unita a contrastare appunto la Lega. Secondo me lo fanno anche nelle regionali, ormai i 5 Stelle non possono più dire siamo il giglio bianco immacolato, sono un partito politico che si allea e si aggrega. E il Movimento 5 Stelle che dice? Per ora resta trincerato nel silenzio. I vertici regionali stanno preparando, si dice, una linea comune condivisa che verrà annunciata domani, anche se nelle ultime ore Jacopo Berti aveva già detto no ad alleanze con i partiti tradizionali. Prima di tutto, di sicuro, andrà testata la tenuta del governo giallorosso in divenire. Ultime ore febbrili, Zingaretti al Quirinale conferma sì al Conte bis, con il PD che chiede il vice premier. Ma la fronda del no all'accordo è bipartisan tra i due schieramenti, non solo tra i 5 Stelle come Di Battista e Paragone, in attesa del voto sulla piattaforma Rousseau, altro elemento di polemica, ma anche tra i Dem come Calenda, una valanga di voti alle europee in Veneto, che oggi ha preso la decisione finale. Vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Dal giorno della mia iscrizione ho chiarito che non sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con il Movimento 5 Stelle. La ragione è semplice. Penso che in democrazia si possano e talvolta si debbano fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Nelle ultime ore siamo arrivati persino ad accettare un giudizio sull'accordo di governo da una piattaforma digitale privata che abbiamo sempre giustamente considerato eversiva e antidemocratica. A chiedere il voto è la Lega. Io spero che il Presidente della Repubblica prenda atto del fatto che questa roba PD 5 Stelle non rappresenta il popolo italiano, ma può nascere un governo del genere che ha l'unico collante del Salvini no? Mentre Fratelli d'Italia già organizza i militanti. Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere,
Tutto nelle mani di Mattarella, e tra i pentastellati veneti c'è chi è convinto che la scelta andava fatta per dimostrare che Lega o PD il fulcro resta il movimento, o meglio il partito dei 5 Stelle. Noi siamo i kamikaze della politica, se c'è un partito, perché ormai è inutile giocare con le parole, che poteva fare una scelta così pazza, siamo noi, perché al di là di guadagni un voto ne perdi 100, certe cose devono essere fatte. Il governatore Luca Zaia torna a parlare del governo giallo-rosso in dirittura d'arrivo e commenta anche l'ipotesi di un'alleanza PD 5 Stelle che possa ripresentarsi alle regionali 2020 in Veneto, come ribadito dal segretario nazionale dei Dem Zingaretti oggi a Roma. E allora sentiamo le parole di Zaia a partire proprio da quest'ultimo scenario. Lei come la vede questa cosa che potrebbe crearsi, questa strategia? Guardi, la vedo in maniera molto pragmatica, sono occupato e impegnato su altri fronti, dobbiamo concludere la Pedemontana, dobbiamo portare avanti l'acquedotto da 80 milioni di euro che porta acqua pulita alle zone dei FAS, dobbiamo occuparci dell'occupazione, abbiamo la partita di far ripartire la TAP dopo 14 mesi di attesa, le grandi navi e molto altro ancora, insomma potrei andare avanti all'infinito. Per cui ho ben altro da cui pensare che far più distrarmi con le elezioni regionali. Senta, ormai anche Zingaretti ha appena parlato con Mattarella, sì al Conte bis si va verso quella soluzione. È quello che non si doveva delineare secondo lei? Ma guardi, mi sembra chiaro che se questo accadrà l'Italia sarà governata da chi ha perso le elezioni. Penso che sia l'unico paese al mondo dove chi perde le elezioni addirittura ha l'opportunità di governare un paese. È qualcosa che grida vendetta, ma guardi, poi come diceva Manzoni nel 5 maggio, poi al posteri l'ardua sentenza. Immagino che poi ci diranno in questa nuova alleanza PD 5 Stelle ci diranno cosa vorranno fare delle TAV, cosa vorranno fare delle grandi navi, cosa vorranno fare delle grandi opere. L'autonomia è altra partita importante. Ricordo che il PD ha fatto di tutto per non farci fare il referendum, ci ha mandato in tribunale, in Corte Costituzionale, ci siamo rimasti 13 mesi, poi abbiamo vinto noi e ci hanno vietato l'uso della tessera elettorale durante il referendum. Sempre il PD ha promosso ricorsi al TAR contro il nostro referendum e sempre il PD insomma non è mai arrivato a una conclusione. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle, il festival dell'incoerenza. All'indomani dell'incontro tra il governatore Zaia e gli ordini dei medici veneti arrivano i primi segnali di distensione dopo giorni di attrito per la decisione di utilizzare in corsie i neolaureati senza specializzazione. A parlare di soddisfazione per un incontro riuscito che apre al dialogo è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, mentre il sindacato di categoria Nao Assomed non rinuncia all'intenzione di fare ricorso. Nel corso dell'incontro che si è svolto ieri a Palazzo Balbi tra Zaia, l'assessore alla sanità Lanzarini e i presidenti degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto si sono esaminate le possibili soluzioni alla nota grave carenza di 1.300 medici negli ospedali veneti. Diverse le ipotesi considerate, fa sapere in una nota l'Omcheo Veneto, sottolineando che le modalità di risolvere rapidamente la copertura negli organici saranno oggetto di studio in un rapido percorso già calendarizzato nei prossimi giorni, che prevede un tavolo tecnico tra regione, ordini e università. Il confronto è stato ritenuto dai presidenti degli ordini veneti molto positivo per una soluzione condivisa dall'emergenza. La cronaca perché potrebbe esserci una svolta clamorosa nel giallo della scomparsa di Isabella Noventa. 2 frammenti di osso sono stati rinvenuti ad Albarelle e potrebbe trattarsi del corpo della donna scomparsa da Padova nel gennaio del 2016. 2 reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella fanno riaprire le speranze che possa trattarsi dei resti di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, scomparsa nel gennaio del 2016 e della cui morte sono accusati i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e la tabaccaia Manuela Cacco. Il trio diabolico attualmente in carcere dopo la condanna in appello dell'ottobre 2018. La procura di Padova in queste ore si è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se ci possa essere corrispondenza con il DNA di Isabella.
Intanto un medico legale di Ferrara sarà a breve incaricato dal PM Sabrina Duò di accertare se si tratta di ossa umane o animali. Se sarà necessario verrà poi fatta anche l'estrazione del DNA. Al telefono il fratello di Isabella, Paolo 90, pur nella tragedia spera si tratti della sorella, perché solo così potrà mettere la parola fine a questa terribile vicenda. Io la notizia l'ho presa da voi, mi auguro che sia mia sorella, che riusciamo a dare un fine a questa storia e a mettere un po' più tranquilla, se possiamo dire tranquilla, mia madre. Mamma Ofelia, dopo la condanna dei fratelli Sorgato e di Manuela Cacco, ha sempre chiesto che venga rivelato dove sia stato nascosto il corpo dopo il delitto, per poter dare una degna sepoltura alla figlia e per poter avere un luogo dove pregare. Sabato scorso ad Albarella è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto, una mandibola. Riguardo alla mandibola sarei certo, la riconoscerei sicuramente. So benissimo i lavori protesici applicati nell'arcata dentaria di mia sorella. Freddy Sorgato, all'epoca dell'arresto avvenuto il 16 febbraio del 2016, aveva confessato la morte di Isabella parlando di un gioco erotico e poi aveva detto di aver messo il corpo in una sacca dell'immondizia e di averlo riempito di sassi per impedire che riaffiorasse prima di gettarlo nelle acque del Brenta, poco lontano dalla sua abitazione di Noventa, Padovana, dove si era consumato il delitto. Seguendo il percorso del fiume è plausibile che il corpo sia stato portato in mare e che poi i resti delle ossa siano ritornati a riva spinti dal moto delle onde. È proprio la fosse del Brenta, per cui ci può stare che sia lei, può essere, sperando anche di trovare anche qualche parte del resto e che ci possa dare anche qualche altra parte del corpo che ci possa dare altre spiegazioni. Lasciamo per un attimo la cronaca e andiamo subito al Lido di Venezia, perché questa sera si alza il sipario sulla 76esima edizione della mostra del cinema. Divi in attesa di arrivare sul red carpet, dove si trova la nostra Ilaria Marchiori insieme al nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera ad entrambi. Sì, buonasera Francesca, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui al Lido di Venezia per l'apertura della 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e ci troviamo proprio con Red Carpet alle nostre spalle e insieme al nostro direttore Luigi Baccialli, che insomma è qui già da qualche giorno. Insomma, direttore, come la vediamo questa mostra? Innanzitutto c'è insomma attesa per quanto riguarda il primo film, La Vérité. Come mai non sei su Red Carpet insieme alle dive? Direttore, aspetto che mi porti lei. Adesso ti portiamo dentro. No, è ovviamente la serata inaugurale, noi siamo mobilitati e quindi daremo conto di quello che sta avvenendo, grazie a te e alla Paola. È un gran film, pare, questo, con Catherine Deneuve e Juliette Binoche, questo rapporto conflittuale tra madre e figlia. È un inizio abbastanza vivace, scoppiettante, di una mostra che si preannuncia, come è stata definita, stellare, con 150 film. Molti di questi sono veramente dei film che riguardano una volta tanto non tanto cose dei massimi sistemi o metafore o cose oniriche, ma la dura realtà. Quindi tanti film, anche 3 film italiani molto validi e che vedremo con grande interesse. Alcuni film girati qui nel nord-est, quello di Romolo, tratto dal libro di Romolo Bugaro, Effetto domino, ed è il ritratto di un nord-est devastato dalla crisi, con una famiglia distrutta. Quindi la realtà è il tema di fondo di questo film, con poi annesse polemiche su Polanski. Sappiamo che cosa sta succedendo per quanto riguarda le vicende legate a questo grande regista, con un film che sarà di grande interesse. Ecco, direttore, abbiamo parlato insomma di film italiani in concorso, abbiamo appena visto passare sul red carpet tante star italiane e aprire questo red carpet dalla madrina Alessandra Mastronardi. Come la vede lei questa madrina? Direi che è una madrina che è adeguata ad un festival che, come dice il presidente Paolo Baratta, deve essere molto moderno, molto brillante, adeguato ai tempi, non nostalgico.
E poi io come presidente della Veneto Film Commission sto incontrando produttori e registi con gli altri membri del Consiglio di amministrazione per fare rete e portare oltretutto il cinema internazionale anche in televisione, perché attraverso la televisione il cinema sta diventando ancora più importante, i tablet, insomma ormai lo si vede sulle piattaforme, grandi investimenti di Netflix, Amazon e tanti colossi di altri paesi, quindi insomma un settore che per una volta non è in crisi, almeno in questo periodo. E questo è molto importante, visto che proprio lei è anche presidente della Veneto Film Commission, oltre che il nostro direttore. I tempi stanno stringendo, quindi la lasciamo andare e la ringraziamo. Grazie direttore, arrivederla. Noi prima di passare la linea abbiamo sentito appunto parlare delle polemiche che ci sono state, le prime, come ogni festival che si rispetti ci sono anche delle polemiche, sono già iniziate, tra cui proprio quella tra la presidente della giuria Martel e il presidente della mostra Barbera per quanto riguarda proprio la presenza di Roman Polanski con il film J'accuse, perché appunto la presidente della giuria ha detto che lei insomma non ci sarà per non doversi alzare e applaudire perché non vuole, mentre il presidente Barbera ha ribadito che per lui ciò che conta è la qualità dei film e le altre questioni invece le lascia in altri ambiti. Bene, se non ci sono altre domande io restituisco la linea e vi ricordo che ci vediamo tra poco nell'edizione del TG di Venezia per tanti altri dettagli di questa 76esima mostra del cinema e di questa prima serata d'apertura. Grazie Ilaria, buon lavoro naturalmente a te sul red carpet al Lido di Venezia. Torniamo alla cronaca con la tragedia che si è consumata sulla strada Jesolo. Oggi pomeriggio ha perso la vita il 48enne Cesare Martellozzo, da anni gestore del chiosco Mercedes nella zona di Piazza Mazzini. Martellozzo era in sella ad una Vespa lungo via Aquileia quando un Alfa Mito si è immessa dalla laterale via delle Ondine. I carabinieri della stazione di Cavallino Treporti stanno ricostruendo in queste ore l'esatta dinamica dello schianto. Una delle ipotesi è che la donna al volante della macchina, una 51enne di Cremona, si sia immessa in via Aquileia senza accorgersi che sopraggiungeva la Vespa di Martellozzo, dinamica però che andrà ricostruita dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Jesolo dove le sue condizioni sono peggiorate e poco più tardi è deceduto. Ed è allarme droga in Veneto, nel Vicentino. Si tratta della 10ª vittima, la 4ª a Vicenza per overdose. Salgono a 26 in Veneto i morti per sostanza stupefacente. Nemmeno il tempo di digerire i dati statistici che vedono il Vicentino tra le province venete con il numero più elevato di morti per overdose, fino a ieri 9, di cui 3 a Vicenza città, che già i freddi numeri vengono smentiti dall'attualità. Nelle ore scorse infatti proprio nel capoluogo c'è stata la 10ª vittima, la 4ª in città. Si tratta di un uomo di 36 anni residente nel quartiere San Bortolo. Secondo quanto si è potuto appurare, il 36enne era uscito da qualche giorno da una comunità terapeutica. A dare l'allarme sarebbe stata un'amica che ha avvisato i sanitari del SUEM 118 nella speranza di salvare l'uomo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari che a loro volta hanno avvisato la polizia. Un'ultima dose, un ultimo buco che gli è stato fatale, una circostanza purtroppo non nuova per il Dipartimento per le dipendenze. Il rischio di overdose è elevato in soggetti che escono fuori da una comunità terapeutica o escono fuori dal carcere, non hanno più la tolleranza chimica e quindi utilizzando la stessa sostanza che utilizzavano prima di entrare in carcere o in comunità possono morire per overdose. Un ritorno all'eroina che viene iniettata, un ritorno al rischio di possibili infezioni virali, dall'HIV all'epatite C, dati dallo scambio di siringhe. Sarebbero in aumento, secondo il reparto di malattie infettive, anche i focolai infettivi dovuti a stafilococchi che possono provocare endocarditi, infezione dovuta ad esempio ad una scarsa igiene cutanea nel punto dell'iniezione. Ma quando ancora una dose può diventare letale? Quando la droga o è tagliata male o, paradossalmente, ha una percentuale di eroina più elevata della media. Quindi il soggetto, acquistando la stessa quantità di sempre, ha una quantità maggiore di eroina e rischia l'overdose da oppiacei.
È il caso dell'eroina gialla che ci segnalavano anche i colleghi di Mestre Venezia e che può essere immessa nel mercato. Droga a buon mercato, facile da reperire e oggi, come negli anni '80, si torna a morire per overdose. Restiamo nel Vicentino, dove la polizia ha denunciato un 47enne. Nella casa dove viveva insieme ai figli minori c'erano droga e armi. Pistola, droga e armi bianche, 47enne vicentino denunciato dalla polizia. Una vicenda al limite dove loro malgrado si trovano anche dei minori. Tutto scatta a seguito di un controllo da parte delle volanti in viale Milano a Vicenza di un 47enne che appare spaesato, nervoso. Fermato dagli agenti, l'uomo estrae con 2 dita dalla tasca anteriore dei pantaloni una pistola, risultata poi essere una Browning calibro 6,35, fortunatamente senza colpo in canna e caricatore, regolarmente denunciata dalla zia, che però è deceduta da 15 anni. L'uomo viene portato in questura e perquisito. Qui dalle tasche dei pantaloni salta fuori un involucro di plastica con all'interno 14 grammi di marijuana, ma le sorprese non sono ancora finite. Gli agenti a questo punto decidono di perquisire l'abitazione in viale Milano e quando entrano trovano l'appartamento tipico di un accumulatore compulsivo. All'interno vi è di tutto, compresi resti di cibo, spazzatura, ma anche 4 katane di varie lunghezze e un coltello Chris, non in sicurezza, e sul divano i 2 figli minori dell'uomo. La presenza dei minori si inseriva in un contesto particolare che era quello di parecchie cianfrusaglie che la casa ospitava e i bambini stessi a noi apparivano in uno stato non particolarmente felice, in quanto poi gli operatori che sono intervenuti durante la perquisizione hanno provveduto a rifocillarli in quanto si dimostravano affamati. Minori che poi sono stati affidati alla madre che in quei giorni erano dal padre, la coppia è di fatto separata. Durante la perquisizione dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto ancora altri involucri di sostanza stupefacente, tutta perfettamente pesata, per un totale di 45 grammi di marijuana sequestrata. Il 47enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'arma da fuoco, detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrate tutte le armi, segnalato alla procura per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed infine segnalato ai servizi sociali. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, c'è la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale. Provano ad entrare in una villetta a San Fiore nel Trevigiano, ma non riuscendoci, per vendetta picchiano il cane che abbaiava. Nella stessa notte i ladri hanno tentato di derubare un'altra abitazione e la stessa famiglia, padrona del cane, l'anno scorso fu vittima di un analogo episodio. Il cagnolino adesso sta bene, ma la paura per la famiglia Tonon è stata grande. I ladri che 2 notti fa hanno tentato di entrare nella loro villetta di via Cal Larga a San Fior senza riuscirci, invece di andare via se la sono presa con il piccolo animale azzoppandolo. Solo i latrati del cane che non smetteva di abbaiare hanno fatto desistere i balordi che hanno preferito abbandonare di corso la casa prima dell'arrivo dei carabinieri. Vieni qua, hanno rotto qua, ma dopo hanno visto che c'era la sbarra dentro e allora non sono entrati. Hanno rotto il blocchetto qua, hanno rotto sul blocchetto qua, però non sono riusciti a entrare perché c'è una serratura qua e anche sopra. Però non sono riusciti a entrare dentro, sono andati via, insomma. Avete paura? Insomma, sai com'è, la paura sia sì. I carabinieri cosa vi hanno detto? Ha detto che quando si vede una macchina sospetta di tirare giù la targa e di portargliela dentro. Alla famiglia Tonon non è la prima volta che i ladri fanno visita. Ci provarono anche l'anno scorso, ma in quel caso furono scoperti e si diedero alla fuga. Ma intanto c'è molta paura perché in via Cal Larga altre volte hanno tentato furti nelle villette. Spesso succedono queste situazioni qui in questa zona? Uno è successo la stessa notte che è successa qua, è successo anche qua giù su un borghetto che c'è qua vicino alla ferrovia. Da Pagotto anche là è successo. Se la stessa notte sono venuti qua e dopo sono andati anche là. E chiedete più protezione? Quella sarebbe bisogno sì di più protezione. Una volta si lasciava tutto aperto, non c'era problemi, adesso dobbiamo sempre chiuderci dentro. Adesso il cagnolino sta meglio, riesce a camminare anche se zoppica ancora un poco. Per fortuna solo tanto spavento, ma il timore che possano ripetersi altri eventi spiacevoli è dietro l'angolo. Si cerca un'auto di colore scuro. Qualche ora prima una BMW era all'ingresso del viale. Dopo il pallone qua del cemento era ferma là in parte la macchina.
questo pallone di cemento qua che vedi dei fili, era ferma là. Quindi forse stavano studiando qualcosa? Probabilmente stavano guardando dentro come fare, come ci comportavamo, probabilmente loro era là che aspettavano. Stefano Fracasso, consigliere regionale del PD, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, saranno gli ospiti di questa sera di 20 e 10. Dal Veneto ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono sul nostro territorio, tuttavia non si esclude una certa instabilità ancora sui settori montuosi, ma vediamo il dettaglio di giovedì 29 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Qualche addensamento sulle Alpi e sui settori più occidentali della regione, quindi sul Veronese e sul Vicentino, aree dove potrebbero anche aver luogo dei temporali, specie a partire dal pomeriggio. Sempre asciutto invece altrove. Temperature in linea con la media del periodo, minime comprese tra 18 e 23 gradi, massime tra 29 e 33 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con condizioni stabili e tanto sole su tutti i settori, occasionali acquazzoni solamente sull'Udinese e sul Goriziano durante le ore pomeridiane. Temperature invariate, minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove dapprima avremo qualche acquazzone solamente sui settori di confine, col passare delle ore in estensione anche al resto della regione. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra 32 e 33 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.